popolo. Eccolo qui Sammy Varin, ancora il buongiorno, 6 minuti dopo le 11 del mattino, tutti i siti internet hanno in apertura la triste notizia di Milano, in 2 sul monopattino, muore un 18enne travolto da un'auto, ferito nello scontro l'amico che guidava al mezzo e il sito del Corriere spiega ancora una volta, si può andare in 2 sul monopattino? E il casco è obbligatorio, come se ce ne fosse ancora bisogno, qualcuno ancora non l'ha capito, mettendo ancora una volta sul sito tutte le regole del codice della strada. Sotto c'è la notizia che dovrebbe essere la notizia del giorno e anche del weekend. Trump alla 7 dichiara: abbiamo vinto la guerra da soli, Europa e G7 irrilevante e irrilevanti. E secondo Axios la firma, forse a Ginevra, partiti gli aerei con il materiale per Vance, quindi la danno per fatta 4 aerei USA in Europa per preparare la cerimonia della firma. Quindi la guerra con l'Iran sarebbe così finita. Staremo a vedere. Intanto in questa ora di controinformazione, tra pochi istanti il Parlamento con Giglio Vigna, poi la canzone fortissima di Cristina Bringheli, Sorridi deficiente, non vi dirò ma assolutamente a chi è dedicata. Poi arriva Chiara Soldani, la commentatrice più censurata del web. Alle 11:30 Roberta Tondelli, bravissima, bellissima voce della nuova canzone napoletana. Subito dopo il Segui la Lega con gli appuntamenti da non scordare targati Lega per questi giorni e anche i tantissimi messaggi che mi avete inviato questa mattina al 340 6709 659. Tra pochissimo, ora il Qui Parlamento. Qui Parlamento. Presidente e grazie onorevoli colleghi. L'apertura alla deroga al patto di stabilità, una maggiore flessibilità in materia di energia. Premier Meloni, come Parlamento le diamo mandato di vigilare. Andiamo in quella direzione e portiamoci a casa il risultato, perché il nostro Paese ne ha assolutamente bisogno. Israele, la democrazia di Israele ha bisogno di sicurezza, ovviamente nel rispetto delle popolazioni civili e dei suoi alleati, e in primo luogo proprio dell'Italia. E su Israele non dico e non voglio dire nient'altro. Sulle 2 crisi in atto, le 2 guerre, l'Unione Europea sta dimostrando tutta la sua incapacità nell'essere attore in prima linea su questi 2 scenari. In particolare nel conflitto ucraino, l'Unione Europea sta continuando a isolarsi e sta continuando a cercare di isolare Mosca. Evidentemente questo atteggiamento è controproducente per l'Europa, è controproducente per l'Italia, è controproducente per l'obiettivo di raggiungere la pace e, diciamoci la verità, è controproducente anche per quello che è il nostro sistema produttivo. Se gli USA parlano con Mosca, se gli Stati Uniti parlano con Mosca, se Trump parla con Mosca, evidentemente un motivo ci sarà. L'Europa su questo sta sbagliando strada, quindi o si accodi agli Stati Uniti in questi tentativi difficilissimi di dialogo, o trovi una propria via. Ma è chiaro che questa continua escalation di sanzioni sta, come dicevamo, mettendo in evidente difficoltà anche il nostro sistema produttivo. QFP, PAC, fondi di coesione, non legare la PAC e i fondi di coesione a riforme obbligatorie da portare avanti con il ricatto di non avere questi soldi e
di non avere questi finanziamenti. Ricordiamo che l'Italia è un contributore netto dell'Unione Europea. Questa è una intromissione senza precedenti e la Lega su questo promette barricate a fianco dei nostri sindaci e dei nostri agricoltori. Su questo siamo chiari, siamo disposti ad andare a fare le barricate a Bruxelles. Stato di diritto. Io sono contento, noi come gruppo Lega siamo contenti, Premier Meloni, che lei ha toccato questo punto. Centralismo, atti delegati, regolamenti al posto delle direttive, una burocrazia che vuole essere sempre più forte. Se l'Unione Europea fosse uno Stato extra Europa che chiede di entrare nell'Unione Europea, evidentemente questo Stato non avrebbe il minimo standard democratico per entrare all'interno dell'Unione Europea stessa. Ed è chiaro che questo è una discrasia incredibile ed è chiaro che bisogna democraticizzare questi processi, anche perché, vedete colleghi, il nord del paese sta andando verso un processo di autonomia regionale dopo 20 anni di battaglia. E io qui dai banchi della Lega oggi voglio ripetere e ribadire che non ci faremo portare via da Bruxelles quello che stiamo conquistando con fatica con il ministro Salvini e con il ministro Calderoli. L'autonomia che noi stiamo raggiungendo per le nostre regioni non ce la faremo portare via da Bruxelles. A Bruxelles diciamo anche che l'epoca dell'estremismo ambientale deve essere completamente superata. Vediamo rigurgiti di transizione verde digitale alla Greta Thunberg tornare attraverso la tecnocrazia dopo essere stata tolta dagli ordini del giorno della politica. E questo è di nuovo un altro esempio di predominanza della tecnocrazia e della burocrazia nei palazzi di Bruxelles. E anche su questo la Lega preannuncia battaglie. Siamo a fianco di tutto quel sistema paese che non vuole inquinare, ci mancherebbe altro, ma chiede una politica ambientale socialmente sostenibile e con il cardine della neutralità tecnologica. E in questa neutralità tecnologica, per arrivare ai temi ambientali, il nucleare è una rinnovabile, il nucleare è la prima rinnovabile, quindi andiamo avanti in quella direzione. Difesa. L'Italia deve mettere al centro del discorso difesa il fronte sud, la lotta all'immigrazione clandestina e quindi al terrorismo. Come è giusto che i paesi dell'Est Europa pongano il tema del fronte est, per noi la battaglia prioritaria è il fronte sud, lotta all'immigrazione clandestina. Stiamo facendo tanto, stiamo facendo molto, abbiamo imposto all'Europa la nostra agenda e i nostri punti, portiamo avanti questo lavoro e rafforziamo anche il fronte interno. Per noi rafforzare il fronte interno vuol dire più sicurezza nelle nostre città. Per noi rafforzare interno, per noi difesa vuol dire rafforzare le nostre strade, vuol dire portare avanti quell'incredibile strumento chiamato strade sicure, vuol dire controllo del territorio del nostro paese e di chi entra in questo paese. Queste, signor Primo Ministro e signori colleghi, sono le priorità della Lega su cui noi continueremo a batterci e siamo ovviamente molto contenti e molto soddisfatti che all'interno di questa risoluzione che noi abbiamo scritto insieme al resto della maggioranza, molte di queste priorità sono citate e molte di queste priorità sono
punti fondamentali di questo testo, che ancora una volta noi le consegniamo come nostro mandato parlamentare al prossimo Consiglio europeo. Grazie signora Premier e grazie colleghi. Qui Parlamento. Tutte le altre bocche non sanno di miele come sai te. Mi dice che mia mamma conosce soltanto il meglio di me. Vabbè, se tu sei il mare non sai quanta voglia di naufragare. Nella mia isola ci porto la tequila e tu il sale. Retiri e poi cadiamo giù, ma no, lo senti il brivido, voglio sentirmi libera, sei libero, dammi un bacio che sia per sempre, tu sorridi deficiente, mi manca il sigillo, sì però, se fai così poi il cuore va, che fa un segreto a luci spenti. Sorridi deficienti, notte o giorno, mi cambia poco, basta che ti ho intorno. Le luci in lontananza mi porta in quella stanza in cui ti ho detto calma, calma, calma. La prima volta, quanta voglia di naufragare. Nella mia isola ci porto la tequila sale, retiri e poi cadiamo giù, ma no, lo senti il brivido, voglio sentirmi libera, sei libero, dammi un bacio che sia per sempre, tu sorridi deficiente, mi manca il sigillo, sì però, se fai così poi il cuore va, che fa un segreto a luci spenti, tu sorridi deficiente. Il titolo amica, ragazzi miei, si intitola Sorridi deficiente, la nuova canzone di Cristina Bringheli, simpaticissima. Noi che strumentalizziamo qualunque cosa, immaginate a chi potremmo dedicare questa canzone intitolata Sorridi deficiente. Non lo dirò mai. Intanto certamente sono le 11:19 minuti primi e a quest'ora il venerdì cosa succede? Succede che su Radio Libertà parla la commentatrice più censurata dal web, quella che si nasconde, cambia orario, cambia tutto. Addirittura mi arrivano le notifiche 5 minuti prima che entri in onda su Radio Libertà, proprio per confondere al massimo le idee al nemico e anche al sottoscritto Sammy Varin. Chi è? È Chiara Soldani. Ciao! Ciao Sammy, ben trovato, un saluto a tutti e spero che la canzone non sia dedicata a me, Sammy, non l'hai dedicata a me questa canzone, vero? O sbaglio? No, ma non oserei mai, assolutamente. I nostri ascoltatori ben sanno a chi ci riferiamo con Sorridi sì. deficiente, ma noi non lo diciamo perché poi non è passibile di querela. Deficiente, dal latino deficior, mancare di, verbo deponente, che permette comunque di essere detta questa frase in qualunque contesto senza arrivare per forza a processo. A proposito di processo, no, non c'è niente processo, che cosa dirà mai oggi la Chiara Soldani, tanto censurata dai social, che per trovarla dovete scrivere Chiara Soul con la K, ma tanto fate fatica ugualmente a trovarla e anche io la condivido ogni tanto, ma questa mi scrive la notifica che va in onda su Radio Libertà 5 minuti
anzi meno prima di andare in onda, forse perché non lo sai neanche tu quando ti chiameremo, lo facciamo sempre per confondere il nemico, minimo. Allora, io c'ho Belfast, in Irlanda del Nord si riversa l'esasperazione, ad Avezzano lo stupratore è egiziano, a Milano la modella, la violenta, la gang. Questi sono soltanto alcuni degli argomenti, secondo la Chiara Soldani, più tosti e come tosti della settimana. Sentiamo un po' da dove parti. Vai Chiara! Esatto, Sammy, ti è arrivata la notifica in zona Cesarini, usando il gergo calcistico, visto che siamo in tema di mondiali, però insomma siamo in tema, come sempre purtroppo ogni venerdì, di cronaca molto molto scomoda, cronaca preoccupante, perché poi è anche molto preoccupante come la stampa, in questo caso nazionale, si sia occupata di questo episodio che insomma definire di cronaca credo sia anche riduttivo, perché evidentemente dimostra e ci riporta una piaga sociale, una problematica che ha raggiunto dei livelli obiettivamente non più accettabili, insomma non che prima fossero accettabili questi livelli, ma c'è un'esasperazione appunto del popolo che sicuramente reagisce anche in maniera sbagliata, perché quello che è successo a Belfast e sta succedendo chiaramente non possiamo giustificarlo, comunque la città messa completamente a soqquadro, incendi dolosi ovviamente, insomma succede di tutto, ma bisogna ben spiegare che cosa stia realmente accadendo, visto che soprattutto il TG1 ha avuto modo di parlare appunto dell'episodio dell'8 giugno, quindi insomma si tratta veramente di episodi che risalgono a pochissimi giorni fa, ovvero l'aggressione brutale, il tentato omicidio di un uomo per strada appunto a Belfast per mano di un richiedente asilo sudanese. Allora, diciamo che la stampa inverte sempre la vittima col carnefice, no? Quindi chi è vittima diventa carnefice e viceversa. Quindi stanno parlando praticamente di queste manifestazioni razziste fomentate, a detta sempre, ribadiamo, della stampa italiana dalla destra estrema, ai danni di qualsivoglia extracomunitario. In realtà non è proprio così, perché la gente si sta riversando per strada, sta protestando in maniera chiaramente molto molto accesa a seguito di tantissimi episodi di razzismo, però come spesso ci troviamo a commentare, Sammy, è razzismo un po' al contrario, perché tra l'altro sulla scia di quanto accaduto a Southampton, noi ne abbiamo parlato, del ragazzo ingiustamente accusato di razzismo che è stato ammanettato in fin di vita e che poi purtroppo è morto, ci sono appunto queste continue manifestazioni che evidentemente insomma diventano sempre più impegnative. Però il casus belli chiaramente non è il razzismo, è questa aggressione brutale che poteva finire ancora peggio. Ovviamente la vittima in questione, un quarantenne di origine inglese, praticamente insomma ha perso la vista, e credo che questo sia il danno minore. Abbiamo anche ricondiviso ovviamente nelle storie, sia tu e Sammy mie, e ovviamente anche della radio, nelle storie Instagram, le immagini insomma di questo uomo che ha delle ferite che definire profonde, dei tagli che sono impressionanti, completamente il volto ricucito, e noi sappiamo benissimo che se questa persona avesse insomma richiamato tratti somatici riversi e quant'altro, sicuramente anche la sinistra italiana si sarebbe mobilitata, e non soltanto a livello nazionale e internazionale ci sarebbe stata una partecipazione e anche una solidarietà ben diversa. Quindi insomma le cose bisogna raccontarle bene. L'Irlanda del Nord non è che si risvegli così razzista dall'oggi al domani, quello che sta succedendo anche nel Regno manifestazioni insomma con una grande partecipazione rimasta da parte dei cittadini, evidentemente ci riportano a una problematica che anche noi nelle nostre città vediamo costantemente e quotidianamente. Ci chiediamo a questo punto che cos'altro debba succedere, perché insomma gli episodi di violenza anche nel nostro paese sono tantissimi.
e quindi il rischio poi che effettivamente la popolazione non si senta neanche rappresentata, in primis non si senta al sicuro e quindi decida poi di farsi sentire magari con modalità sbagliate nella protesta, nella manifestazione, ma obiettivamente con un principio sacrosanto. Ovviamente stiamo parlando tra l'altro di un personaggio che, come dicevo, aveva richiesto asilo proprio a Belfast ed era in Europa dal 2023, quindi insomma tra l'altro era uno di quelli che tanto piacciono, no? A coloro che si proclamano così buoni e umani. Una situazione simile, come dicevo prima, si sta appunto ripresentando anche in altre località e ovviamente insomma queste proteste vengono o non raccontate o altrimenti raccontate in maniera del tutto distorta. Insomma, questa è un po' la situazione e l'aria che si sta respirando in Europa, sicuramente molto preoccupante, soprattutto sul fronte sicurezza e soprattutto sul fronte immigrazione, perché stiamo parlando appunto praticamente sempre di personaggi che tra l'altro arrivano con richieste di asilo, di accoglienza umanitaria e quant'altro. Tornando a casa nostra, c'è stato un altro episodio di violenza a sfondo sessuale, anzi letteralmente uno stupro ai danni di una sedicenne ad Avezzano, ad opera di un egiziano 21enne. Episodio anche questo ovviamente gravissimo, dove fortunatamente è intervenuta una residente, una signora che sentendo appunto le urla della ragazza si è affacciata dal balcone della propria abitazione e ha prontamente chiamato il 112 assistendo appunto a questa scena terrificante. Praticamente l'egiziano ha abusato della ragazzina in mezzo alla strada, è stato arrestato poi con l'accusa di violenza sessuale aggravata dalla minorata difesa della vittima e dalla minore età, questo venerdì scorso. E poi ci sono state altre ricostruzioni nelle quali si parlava addirittura di un rapporto consenziente, ma in realtà la ragazza era anche sotto effetto di alcol, quindi insomma effettivamente ci chiediamo quale consenso insomma potesse esserci stato dal momento in cui la ragazza obiettivamente non poteva neanche difendersi e reagire in maniera tempestiva appunto a questa aggressione sessuale. Comunque insomma purtroppo questa è un po' la cronaca quotidiana delle nostre città. E poi c'è un altro fronte sicuramente interessante da seguire, anche questo altamente censurato e censurabile, ovviamente quello che riguarda gli appalti Covid, ovvero la famosa asse tra Giuseppe Conte e Arcuri. Ci ricordiamo benissimo, Sammy, quanto accaduto durante il secondo governo Conte, con ovviamente queste forniture di mascherine che arrivavano dalla Cina, forniture chiaramente in quantità molto molto ingenti, insomma nell'occhio del ciclone l'acquisto per 800 milioni di euro di mascherine provenienti dalla Cina per un valore di 1,25 milioni di euro, con però delle procedure particolarmente sospette da attenzionare ovviamente in commissione d'inchiesta Covid per questi vantaggi indebiti e soprattutto per gli abusi nelle procedure, quindi appalti, queste comunicazioni insomma molto spesso anche ambigue proprio tra lo stesso Conte e Arcuri, commissario straordinario, noi ce lo ricordiamo benissimo nei tempi Covid. E durante le audizioni insomma stanno scoperchiandosi un po' tutti questi vari vasi di Pandora e tra l'altro insomma si parla molto anche di queste consulenze fittizie da parte dei legali, insomma degli ex colleghi di studio legale ovviamente, lo studio Alfa presso il quale lavorava anche Giuseppe Conte. E quindi non stiamo parlando di coincidenze, stiamo parlando di coloro che hanno effettivamente lucrato insomma speculando anche sulla salute ovviamente dei cittadini, perché sono state importate anche, lo ricordiamo benissimo, tantissime mascherine non a norma che non erano assolutamente valide come dispositivi appunto di protezione e quindi insomma ci sono ancora tante cose da scoprire a dispetto di quanto voglia far credere Conte, che addirittura dice di essere pronto a querelare chiunque. Insomma noi sappiamo che chi ha la coscienza pulita solitamente collabora e non ha nulla da nascondere. Questa reazione, diciamo questo feedback di Conte effettivamente ci lascia molto a cui pensare, insomma ci lascia dubbi, però i dubbi non ci sono riguardo quella che è stata la gestione durante
la pandemia, dove veramente è successo di tutto e dove obiettivamente a tutto si è pensato meno che alla salvaguardia e soprattutto alla salute dei più fragili, che sono stati, lo ricordiamo anche nell'RSA, trattati veramente come bestiame abbandonato a se stesso. Insomma, quindi noi queste verità scomodissime non le dimentichiamo e continueremo ovviamente a parlarne. E poi stavolta a Milano cosa è successo? È successo che in pieno giorno una ragazza, Anna Aksamit, è stata aggredita in Porta Romana, quindi sappiamo essere insomma una zona decisamente centrale, esattamente in via Livenza, venerdì scorso verso le ore 14, quindi in pieno pomeriggio, per cui un orario apparentemente tranquillo. La ragazza è stata aggredita da un branco tra i 6 e gli 8, insomma i giovanissimi aggressori che hanno tentato di stuprarla. Lei è stata salvata da un eroe misterioso del quale ancora non si sa e non si conosce l'identità, che è riuscito insomma a metterla in salvo rispetto a questa aggressione insomma fisicamente anche molto violenta da parte di questi ragazzini. Ovviamente noi confidiamo nelle indagini, che si possa risalire a questi criminali. Il problema sicurezza a Milano purtroppo non è una novità, e noi però ricordiamo quanto sia importante insomma scegliere anche i politici giusti, perché noi qui a Legnano siamo reduci da una campagna elettorale di grandissimo impegno, dove purtroppo è stato riconfermato il sindaco uscente, che insomma è uno di quelli che appartiene un po' alla categoria accogliamoli tutti. Le città poi vivono situazioni di grandissima insicurezza e tutti quanti noi poi ci sentiamo in pericolo anche nelle più tranquille ore del giorno, e quindi insomma tutte le volte che pensiamo di non avere voce in capitolo, invece ricordiamoci quanto il nostro contributo possa fare la differenza. E noi nel nostro Semmi anche questo venerdì abbiamo cercato un po' di aprire gli occhi e scuotere un po' le coscienze. Allora, è così. È così che sentite Chiara Soldani quando parla su Radio Libertà. Se parla di vaccini, di effetti avversi, allora purtroppo la censura su YouTube è forte, però se mettete insieme poi il puzzle riuscite normalmente a capire. Santa pazienza. Chiara Soldani la trovate su leggifuoco.it anche in versione cartacea e non soltanto. Chiaramente su di noi alle 11:10 circa del venerdì. Io vi consiglio sempre, oltre che YouTube e Facebook, scaricate anche l'applicazione di Radio Libertà, che quella normalmente non si blocca. Ciao Chiara, grazie per essere stata con noi. Grazie a te Sammy, un saluto a te e a tutti. La prossima volta condurremo io e te un programma di cucina, così zero censure, che dici? Sì, ci censureranno pure la pasta asciutta, vedrai, qui vogliono il kebab ormai in Italia. Ciao! Ciao Sammy, grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, questo è il momento di prenotare l'olio extravergine di oliva Acerbis. Adesso l'olio il principe indiscusso della tavola. Stanno arrivando da ogni dove sulle sponde del lago di Garda per prenotare, per portarsi a casa, per assaporare il nostro olio Acerbis. E voi potete farlo, chi è cliente sa benissimo di cosa stiamo parlando. Con 84 euro ricevere, prenotando l'imbottigliamento, perché noi facciamo solo prodotto fresco, o per maggio o per giugno, per fine giugno, 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro. 84 euro. Il trasporto non lo pagate, ma dovete prenotarlo perché facciamo un prodotto freschissimo. Chiamate 030 68 44 08 oppure potete ordinare tramite il sito olioacerbis.com. E già che siete lì sul sito, buttate un occhio alla linea cosmetica, dove trovate che d'estate, in primavera, la crema alla bava di lumache o dermiche biologica Rimas in soluzione all'80%. Andate a vedere una crema Rimas biologica, scottature, psorisi, dermatiti, cuperose,
35 euro. 3 creme 79 euro, trasporto gratuito. Fate voi, visitate olioacerbis.com oppure 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ma come già fa a presa a te stonga scena scena, ma come già fa poi a te voglio sto veleno e non ce la faccio più e tu manca pagava e non ce la faccio più, Gesù, pensaci tu che parlammo a fa io per te sono una cosa e niente. Che parlammo a fa io per te sono un fallimento. Se tu volessi la luna, no, non da posso dare. Se vuoi sta vita mia, sì, da può pigliare. Ma come già fa, dimmi tu, ma come già fa, dimmi tu, ma come già fa, ma come già fa, per farti innamorare. Sa luna, no, non da posso dare. Se vuoi sta vita mia, sì, da può pigliare. Ma come già fa, dimmi tu. Ma come già fa, dimmi tu, ma come già fa, ma come già fa, per farti innamorare. Che eleganza, con tutte le polemiche ogni giorno che facciamo in rassegna stampa, politica, terribili notizie di cronaca. Un po' di eleganza, un po' di sollievo ci vuole. Una tisana o una camomilla, magari, se ci ascoltate in qualche altro momento della serata. Signore e signori, con noi Roberta Tondelli. Ciao Roberta! Ci ascolti Roberta? Ci sei? L'avevamo, ma l'abbiamo persa. Proviamo a richiamarla. Il pezzo è Com'aggia fa, con 2 M, Com'aggia fa. Ed è un omaggio d'autore al grandissimo Fred Bongusto. Ritentiamo, ce l'abbiamo Roberta?
Ah no, la stiamo richiamando. È chiaro, qui dovete conoscere anche la musica del grandissimo Fred Bongusto, posso dire artista completamente dimenticato dalle radio grosse, potenti, ricche. Una cosa secondo me imperdonabile, perdonatemi voi, ma perché radio, televisioni non lo celebrano? E sono domande che ci facciamo. Uno dice, beh, magari, insomma, a un certo punto, dopo un tot di anni, vengono rispolverati questi artisti. Dipende come li gira a certi programmatori. Fatto sta che Roberta Tondelli, che è una delle voci più raffinate della nuova canzone napoletana, non lo ha dimenticato Fred Bongusto. Eccola, l'abbiamo ritrovata. Roberta! Ciao, buongiorno a tutti. Grazie Come per essere con state? noi. Stiamo bene, dicevo, dopo la tua canzone che ci ha un attimo veramente corroborati, come una camomilla, ma anche una carezza dopo tutte le bastonate che abbiamo ricevuto in rassegna stampa con le notizie più terribili. Comaggiafà ci ha portato un po' di sereno e stavo dicendo, Roberta, ma cos'è sta cosa che il grandissimo Fred Bongusto sembra davvero dimenticato dalle grosse e grasse radio, cioè da chi potrebbe veramente celebrarlo, e non dico mettendolo in onda tutti i giorni, ci mancherebbe, però notiamo che ci sia una certa disparità. Come mai secondo te? Poi si parla di cultura, in questo caso in lingua, in dialetto, ma non soltanto, perché il Fred Bongusto ha fatto pezzi indimenticabili, ascoltatissimi da tante e tante generazioni. Roberta. Allora, innanzitutto ti ringrazio per l'invito, sono lusingata per le tue parole. È una domanda molto importante e molto bella allo stesso tempo, quella che hai posto. Allora, io non so però rispondere, nel senso che ci sono tante, chiamiamole così, ingiustizie, no? Nel settore discografico, radiofonico, dove sappiamo bene che le major l'hanno vinta un po' su tutte. Il mio lavoro è stato proprio questo. Nella mia piccola parte ho voluto omaggiare la canzone classica napoletana, ma all'interno di Sussurrando, che contiene appunto 14 tracce, ho pensato di omaggiare anche degli artisti che sono stati e sono ancora dei grandi, insomma, anche se c'è chi non c'è più come Fred Bongusto, ma c'è anche D'Alessio, c'è Nino D'Angelo, c'è Pino Daniele. Sono comunque, oggi è un'era un po' particolare per quanto riguarda il settore radiofonico discografico. Sappiamo bene che troviamo un po' in rete sempre gli stessi nomi, no? Se vogliamo, anche nel mio piccolo qui a Napoli per quanto riguarda i live, appunto i passaggi radiofonici. Però io quello che dico sempre, l'importante è che chi può e chi vuole soprattutto, come nel mio caso, può portare avanti questa cultura, quest'arte. E io nel mio piccolo ho cercato di farlo, ho stampato il mio terzo album, secondo vinile, terzo album, e ho voluto proprio fare questo, cioè portare alla luce dei brani classici, non solo quelli proprio classici, conosciuti un po' da tutti, ma anche quelli meno conosciuti, per portare avanti le mie radici, quella che è la lingua napoletana, che tra l'altro poi sappiamo anche la canzone classica napoletana il 5 giugno insomma è stata candidata anche a patrimonio immateriale dell'UNESCO, che per me, insomma, facendo quest'album lo è sempre stato, è la dimostrazione che lo è sempre stato patrimonio materiale dell'UNESCO. Cosa dire? Spero che comunque ci sia un ritorno a queste belle canzoni, ma quello che dico spesso io durante le interviste, e l'ho detto anche alla Camera dei Deputati quando sono stata invitata raccontaci un attimo, perché tu l'altro giorno eri alla Camera dei Deputati e uno si chiede diciamo che dalla presentazione del disco, che è avvenuto qualche mese fa, ci sto andando spesso perché mi hanno voluta come membro effettivo di una commissione, la commissione CONIFA, della la 16ª commissione intergruppo parlamentare
Sviluppo Sud, aree fragili e isole minori. Quindi per me questo è un grande onore aver avuto questa nomina per poter fare del mio meglio nel mio piccolo insieme ad altre persone, quindi fare rete, perché questa è un'altra cosa a cui tengo tantissimo, fare rete e farlo anche con la musica, con l'arte. Per cui anche lì, anche in Camera dei Deputati, io ho detto esattamente questo, che bisogna portare alla luce le proprie radici, non vergognarsene e soprattutto cercare di sovvertire un po' queste regole, se vogliamo, perché sono delle vere e proprie regole, è come se nessuno potesse opporsi a questo sistema, e invece facendolo con cura, come dire, non voglio dire con coraggio, anche se qualcuno dice che ci vuole anche un pizzico di coraggio, però con cura, con i giusti modi e facendo capire che se allarghiamo gli orizzonti ne beneficiamo tutti, secondo me, è il mio punto di vista questo. E diciamo che Sussurrando vuole raccontare un po' questo, motivo per cui io sarei tanto felice e onorata di portarlo in giro per lo stivale, insomma per l'intera Italia, perché merita il progetto anche per i grandissimi musicisti che ne fanno parte, quindi ho avuto un parterre di musicisti anche questa volta, ma parliamo di Giuseppe Milici, Campagnoli, Anastasio, insomma sono veramente credo tra 17 e 18 musicisti, perché un'altra cosa che ho voluto proprio diciamo mettere in luce con questo album è che non è assolutamente vero che l'intelligenza artificiale può far sparire tutti, no? Tra cantanti, musicisti, la musica non esiste più, non è assolutamente vero. In quest'album si trova tutto quello che ci può essere di strumentazione, no? Quindi da viola, violoncello, flicorno, armonica, vabbè, ovviamente basso, contrabbasso, batteria, pianoforte, spazzole, c'è veramente di tutto. E l'ho voluto fortemente perché sono una che va sempre un po' controcorrente. Infatti all'inizio dei colloqui, prima di iniziare a registrare, mi è stato detto: che fai, ti chiudi ancora di più nella tua nicchia? E io ho detto sì, la nicchia è mia, lasciatemi stare nella mia nicchia. Grande. E chi vorrà ascoltarmi mi ascolterà. E invece sto avendo tantissime soddisfazioni, perché è uno smooth jazz, quindi questo suono raffinato, questo suono che mi rappresenta, che è mio, sonorità fantastiche, ed è un album che va ascoltato in totale relax, che è quello di cui abbiamo un po' bisogno tutti oggi, diciamocelo, perché siamo sempre frenetici, sempre di corsa, e un po' impone il relax anche il vinile, perché non te lo puoi portare dietro, ma devi necessariamente stare comodo, seduto in poltrona o comunque sia in una stanza, e goderti anche il silenzio, no? Intorno a te, oltre a queste note che davvero a cura di Mauro Spenillo, che ha curato appunto tutti gli arrangiamenti, credo che sia stato veramente fatto qualcosa di magico. È un album, guarda, non ho vergogna nel dirti che è il primo album che io ascolto, perché non mi ascolto, io non mi ascolto mai, ma questo lo riesco ad ascoltare tutto come se non fossi io ad interpretare queste canzoni. Adesso non so se c'è una patologia dietro questo o se comunque Fantastico. è qualcosa di positivo, non lo so. Per me è qualcosa di bello, perché è la prima volta che riesco ad ascoltarmi come se fossi distaccata, ecco, come se fosse qualcosa di non mio. Quindi sono davvero felice di poterlo presentare anche alla vostra radio, agli ascoltatori che sono in ascolto in questo momento. E cosa dire? Auguriamoci che la musica abbia un ritorno alle parole gentili, che è quello che ho detto anche in Camera dei Deputati, perché le canzoni di oggi, a parte gli autori, i cantautori storici, insomma, vertono un po' sulla violenza, no? Su questa aggressività di cui non abbiamo certamente bisogno, perché già siamo inondati da tutto questo, da chi non possiamo gestire. Almeno noi che possiamo gestirci, secondo me bisogna mettere in campo il cuore, le parole gentili, perché noi, chi più chi meno, che veniamo ascoltati, siamo comunque qualcosa che viene anche emulato, se vogliamo, e quindi proviamo a trasmettere dei valori che sembra oggi essere un po' terminati, ecco, lo dico anche da mamma oltre che da artista. E dici niente, un onore che Roberta Tondelli voglia sovvertire le regole con questo album vero che potete toccare, che potete gestire perché è in vinile, un album intelligenza artificiale free, quindi senza intelligenza artificiale, cantato, suonato,
per sovvertire le regole, per non dare più retta all'algoritmo, signori, che è quello che ormai ci comanda quando apriamo qualunque pagina di internet. È triste e Sai, guarda, terribile dire io questa cosa. anche con quello che riuscirò a fare attraverso la commissione dell'intergruppo parlamentare, è proprio quello, sto strutturando già un progetto che presenterò al Parlamento, è una cosa a cui tengo tantissimo, perché oggi hai detto una cosa importantissima, oggi soprattutto i ragazzi, perché noi non dobbiamo dimenticare che ci siamo noi che forse siamo un po' più centrati, abbiamo un po' le spalle più forti essendo adulti, ma ci sono tanti ragazzi che quando vedono che i risultati non arrivano, che non ci sono molti follower, che non ci sono molti like, che non ci sono molti ascolti, si sentono nulla, si sentono una nullità. E quello che invece io voglio dire, voglio portare, voglio proprio urlare ai 420 è che noi esistiamo al di là dell'algoritmo, al di là dei like, al di là dei follower che spesso sono acquistati, non dimentichiamolo. Noi esistiamo perché facciamo, e finché facciamo noi esistiamo. Quindi io, pur avendo, lo dico sinceramente, non so, forse non arrivo neanche a 3.000 follower sulle mie pagine Instagram, su Facebook un po' di più, ma io non li guardo, ma non perché non contino, anzi io interagisco tantissimo con chi mi segue, ma io non posso stare nelle mani di chi oggi mi segue e domani decide di odiarmi, perché siamo anche in mano a delle persone che non conosciamo, che oggi hanno dei gusti, domani potranno essere altri gusti. Noi secondo me dobbiamo andare avanti rispetto a quello che siamo e che vogliamo dare, che vogliamo dire a chi ci ascolta. Parlo dell'arte in generale. E questa cosa per me è una cosa importante, perché io vedo una fragilità nei ragazzi di oggi che fa molta paura, e anche questo lo dico da mamma, cioè mi spaventa tanto vedere intorno a me dei ragazzi che si chiudono, che si sentono nulla, che si arrendono, non vogliono continuare nell'arte, nella musica, in tutto quello che fanno, perché non hanno il like, perché non hanno i follower, o su Spotify non hanno tanti ascolti. Non so, spero di non essere l'unica a pensare che non è quello che ci fa artisti. No, guarda, per fortuna c'è un bel gruppo di artisti che lavorano, come dicevi tu, silenziosamente, con piccole, grandi soddisfazioni, e i follower, se vogliono arrivano, se no altrimenti. Certo. Come dico ma sempre... vanno via, come arrivano vanno via. Abbiamo casi come Alessandra Amoroso, che è bastato dire se faccio la foto con te la devo fare con tutti, è stata odiata per 2 anni, ha avuto un crollo di follower, un crollo di ascolti, cioè siamo in mano comunque a delle persone che sono esseri umani come noi, quindi hanno anche loro le loro fragilità e i loro momenti di follia, se vogliamo. Quindi oggi sono amata, domani posso essere sotterrata dalla stessa gente, quindi dobbiamo tenere ben presente queste cose, che non è la verità assoluta chi ci segue, perché chi ci segue potrebbe domani abbandonarci. Quindi noi dobbiamo invece continuare ad esistere con i nostri valori e con quello che vogliamo portare e apportare a questo mondo, insomma, ognuno nel suo piccolo, nelle nostre giornate. Sante parole, io non posso che applaudirti. Roberta Tondelli, qualcosa mi dice che risentiremo parlare di nuovo di te, magari proprio appunto dall'intergruppo parlamentare. Roberta Tondelli, buon lavoro, buona musica, ti trasmettiamo. Buona musica a voi, grazie ancora, e per chi volesse acquistare l'album dico velocemente che è disponibile in tutte le Feltrinelli Mondadori d'Italia, laddove non fosse già disponibile in sede basterà ordinarlo, e anche sul mio sito ufficiale è disponibile www.robertatondelli.com. Grazie a chi lo ascolterà, a chi lo acquisterà, e grazie a voi per questo tempo. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. E a me piace quando si danno queste buone notizie. Intergruppi parlamentari sono una cosa sacrosanta, mettendo d'accordo destra e sinistra, non so se l'avete capito. WhatsApp, tantissimi arrivati in mattinata al 340-6709-659. L'italiano medio è così capra che non capirà mai che la Lega è la salvezza per il paese. Da Bossi a Salvini, alla fine avevamo sempre ragione. Tutto ciò che abbiamo sempre detto si è verificato, tutto. Ma la capra italiota vota a seconda di chi ti dipinge, di come ti dipinge la stampa di regime. Salvini, quando ha cominciato a fare ciò che diceva, l'hanno demonizzato e lì c'è stato il calo, quindi mai tradire.
Ma che palle con questo ex militare, lasciatelo crogiolare nel suo brodo, ci scrive quest'altro. A questo punto qualcosa mi dice che il personaggio Vannacci sia stato studiato a tavolino da personaggi che vogliono distruggere questo governo, scrive Clara. Su Vannacci stai dando i numeri, la colpa è solo della Lega, il magrebino dopo le elezioni starà con la destra, adesso è solo da abbozzare, verranno tempi migliori, scrive un altro ascoltatore, vedete? C'è spazio per tutti. La nostra radio in questi giorni diventa un vero e proprio laboratorio politico. Ciao Sammy, da quando i leghisti e in primis il Salvini respirano l'aria insalubre del capitale, dello stato occupante italico, non so se l'avete capito, questo è il secessionista, le istanze di autonomia e di separazione di Nord sono scomparse a favore del marciume italico. Come sempre, unica soluzione, indipendenza, tutto il resto un'inutile agonia. Sammy caro, solo per condividere il giudizio di Marco da Mantova, uguale venduti arrivisti, stiamo parlando di quelli che se ne sono andati dalla Lega. Ha ragione Marco da Mantova, alcuni hanno cambiato casacca un anno prima perché hanno capito che il prossimo giro la cadrega sotto il sedere rischiavano di non averla più. Tu che ne pensi? Penso che avete ragione, in effetti. Poi ripeto, la cremuccia mi scende per quelli che se ne sono andati, soprattutto per quelli che sono in gamba e che adesso sono costretti a dire il contrario di quello che dicevano prima in alcuni casi, in altri casi dicono la stessa identica cosa stando all'opposizione. Marco da Mantova, io non credo che siano venduti, forse non si riconoscono più nel partito della Lega, scrive Lucio da Pistoia, ma Salvini ci torna volentieri al Viminale e poi se lo rimettono sotto schiaffo della magistratura. Caro ascoltatore, penso che non gliene importi proprio nulla. Salvini ha delle spalle così larghe, è un pazzo probabilmente, è un pazzo, però è un pazzo come ce ne sono pochi e come dovrebbero essercene un po' di più, che mettono il pepe in culo a tanta gente per lavorare. Chi si è rivolto a Giorgia Meloni in quel modo inqualificabile è un miserabile da cacciare dal Parlamento. Quella non è politica, è spazzatura. E ancora, ragazzi, mamma mia, quanti messaggi, siete dei pazzi anche voi. Ma non è vero che Vannacci vuol far vincere la sinistra, sta con chi non vuole andare in guerra con la Russia, quello che tutti dovremmo volere. Se il generale ha votato contro il governo perché il governo vuole la guerra con la Russia, invia armi e soldi a Kiev, ha fatto solo bene a votare contro. A me fa venire il vomito la Meloni, è il più longevo governo perché la Lega li tiene sul culo in tutti i modi. Vedete? Ce n'è per tutti, veramente. Fossi la Meloni chiamerei subito Vannacci al Viminale per vedere quello che sa fare. Si brucerebbe da solo. Oh ragazzi, se si scrive Palestina e palestinesi, Cuba e cubani va bene, ma se scrivi l'Italia agli italiani sei fascista? Tutti i commenti alle notizie di quest'oggi in rassegna stampa, Sammy, pienamente d'accordo con Marco da Mantova, questi che sono passati con Vannacci, compreso lui, è meglio che se ne siano andati perché non sono leghisti. Mi dispiace che quelli che li votano non l'abbiano capito. Sai cosa propongo, Sammy? Potremmo, chi lo desidera, porre tutti la stessa frase sulle nostre finestre. Italia agli italiani, scrive Monica. Caro Sammy, buongiorno. La vicenda dell'Istituto Cesenate è emblematica di come gli insegnanti, buona parte di essi, siano pericolosamente pendenti a sinistra. Per tale motivo gli avvierei un percorso rieducativo secondo il loro stesso pensiero. Pol Pot. Solidarietà piena e un grazie ai due studenti per il coraggio dimostrato alla faccia del gregge belante, scusate. Ruggero parla sempre delle notizie rassegna stampa. Se ve la siete persa la trovate nel podcast di Radio Libertà o su Facebook, su YouTube, cercando Radio Libertà o Lega Salvini Premier. E ancora, signori, ragazzi, non mi fate andare via, l'ho capito, non mi fate andare via.
Vediamo, Vannacci, orco, questo va sul pesante, Vannacci, traditore, uomo di M che aborro come tutti i fascisti, però anziché restare in poltrona potrei votarlo come espressione di massimo disprezzo verso il circo Meloni. Ah, ecco, quindi è in generale un odio generalizzato, non solo Vannacci, è come abbassare i pantaloni o alzare il kilt e mostrare puntini in segno di spregio. Vabbè, questo va sull'impresentabile, sull'intrasmettibile, ma abbiamo capito. Sammy, il discorso di dire che chi non ci vota è stupido, lasciamolo fare ai comunisti, scrive quest'altro. Dato che si parlava di tassare gli extrautili, volevo capire quali erano concretamente gli extrautili. Me ne vado, sì, sto per andarmene. Volevo soltanto dirvi un'ultima cosa, vediamo se riesco. Un'ultima cosa, perché 20 e 21 giugno sono date importanti. Inquadriamo la notizia sul mio computer, Francesco. Le primarie per il candidato sindaco a Milano. 20 e 21 giugno. Il 20 e 21 giugno si terranno le primarie della Lega per la scelta del candidato sindaco di Milano, un appuntamento fondamentale per dare a cittadini la possibilità di essere protagonisti e indicare chi vorrebbero alla guida del cambiamento nella nostra città. In tutta Milano postazioni per votare il prossimo candidato sindaco di Milano. 20 e 21 giugno, promesso, ne parleremo. Ciao da Sammy Varin, buon weekend. Avete ascoltato Potere al Popolo.